Un buon Natale, cari salesiani, membri della famiglia salesiana. In questo giorno di Natale il messaggio che io vorrei condividere è un messaggio molto semplice. Vi invito a contemplare la nascita del Figlio di Dio. Nascita in un contesto molto povero, in un contesto dove tutti possiamo accedere senza nessuna condizione previa. Non è forse anche questo quello che Don Bosco ci ha comunicato? Quando lui stesso ha accolto il grido dei giovani, è uscito per incontrare loro là dove si trovano, per camminare con loro e offrire loro opportunità affinché possano avere un futuro migliore. Vi invito a contemplare questa grandezza dell'amore di Dio, che per noi diventa non solo un dono ricevuto, ma anche una chiamata, affinché noi, come gli eredi del carisma salesiano, possiamo durante quest'anno cogliere il grido dei giovani, cogliere i bisogni della povertà che crescono sempre di più, affinché come figli e figlie di Don Bosco possiamo offrire ai giovani oggi esperienze valide di crescita integrale, che noi siamo protagonisti nel presente di un futuro dignitoso, di un futuro che loro meritano e che noi siamo chiamati a condividere. Vi ringrazio e allo stesso tempo, assicurando la preghiera, vi auguro un buon Natale a tutti voi.